Post partita di questa gara 3 di finale playoff, vittoria della Leofield Chiema Roseto qui al Tadercio 85-63. Abbiamo con noi il coach Ferrari della Gemini. Coach, oggi avevamo l'occasione di accorciare, Roseto non ce l'ha lasciato fare. Dopo un ottimo inizio di Mestre, loro hanno preso il comando della partita, non siamo più riusciti a fare il nostro gioco, abbiamo faticato. Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti a Roseto perché ha vinto meritatamente questa partita e meritatamente la serie, perché quando perdi 2 partite su 3 di 20 punti vuol dire che c'è una differenza conclamata e bravi loro. Dispiace perché davanti al nostro pubblico sicuramente volevamo provare ad allungare la serie, a fare meglio, invece è stata una partita che è durata, diciamo, lo spazio del primo tempo, poi anche subito l'inizio del terzo quarto ha indirizzato definitivamente la partita verso i rosetani. I motivi secondo me sono plurimi, adesso spiegarli tutti non è semplice, ci sono sicuramente i meriti di un avversario che ha giocato in maniera più intensa e concreta di noi adesso dobbiamo non deprimerci, rimanere concentrati su quello che è il nostro prossimo obiettivo, e adesso è logico c'è dello scontento, c'è un po' di amarezza, ma deve passare in fretta e bisogna pensare alla settimana di lavoro che abbiamo davanti e alla partita di domenica prossima. Coach, forse ha pesato il fatto di non essere riusciti a vincere gara 2, dove Mestre ha fatto una partita eccellente, persa per un soffio di 3 punti. Forse inconsciamente questo ha pesato sui ragazzi? Non lo so, non sono dentro l'ipso conscio, dico che nei playoff ogni partita è una gara a sé, loro oggi hanno giocato meglio di noi, sono stati più pragmatici, più determinati e questo ha portato alla vittoria. Nel complesso vedo che quando perdi, ripeto, 2 partite su 3 di 20 punti hai pochi discorsi da fare, devi stringere la mano agli avversari e dire che sono stati più bravi e devi pensare a quella che è la tua parte e a quello che è il momento successivo della tua stagione, che fortunatamente c'è. Abbiamo ancora una chance di coronare un nostro sogno, dobbiamo semplicemente metterci lì con assoluta libertà di testa, dimenticare in fretta le brutte sensazioni di questa partita e pensare al prossimo spareggio. Ecco, questa è la cosa più importante, perché il cammino della Gemini non finisce qui. Domenica c'è una gara secca contro un'altra squadra che a sua volta arriva da un 3-0, però se noi ci guardiamo indietro dal tuo arrivo la squadra ha sempre dato grandi dimostrazioni di forza. Ora forse la cosa più importante sarà proprio resettare mentalmente per continuare a crederci, perché ci sono tutti gli elementi perché la Gemini possa fare una grande partita e magari aver solo rinviato la festa. Beh, quello che tutti speriamo, quello per cui lavoreremo, ci alleneremo e ci prepareremo per questo. Parimenti c'è un avversario che farà altrettanto. Adesso, ripeto, dobbiamo prenderci un paio di giorni di riposo per ripulire la testa, dobbiamo valutare le condizioni di Marco Contento per capire se è stato solo uno spavento o un infortunio reale, e prepararci alla prossima partita con grande serenità, grande determinazione e, ripeto, cercando di imparare da questa serie e di pensare che poi la prossima, che non è una serie ma una partita secca, ha un carico di emotività, è una situazione veramente particolare, per cui dobbiamo prepararci a una partita che avrà 1000 sfaccettature e un cuore centrale molto importante, dettato da determinazione e intensità. Coach, che tipo di avversario è il prossimo? Allora, Montreatini è una squadra molto solida, una squadra con delle qualità difensive e una preparazione difensiva non molto dissimile da Roseto, una società che ha già giocato una finale, ha un gruppo di giocatori che sta insieme da più anni, allenata dallo stesso allenatore da più tempo, è una squadra che ha anche avuto momenti molto difficili dentro questa stagione, un po' come noi, per cui arriva alla serie finale secondo me con delle ferite che ha saputo rimarginare e perciò più forte rispetto a quello che era l'inizio stagione. Ritengo che sia una squadra
a noi paritetica, con la quale giocheremo una partita secondo me almeno di partenza su livelli molto vicini. Quindi il 50% di possibilità per entrambi? Beh sì, in uno spareggio in campo neutro è per forza così. Quali saranno, diciamo, su cosa punterà sull'aspetto mentale? Perché comunque sia, eravate arrivati a questa finale, possiamo anche dire un po' con gli sfavori dei pronostici, però insomma avete giocato la vostra pallacanestro. Adesso come si fa a resettare? Perché stiamo parlando di una stagione lunghissima, giocarsi la promozione in una partita secca dopo una regular season lunghissima, dopo una serie lunghissima dei playoff, quasi sembra assurdo giocarsi in appena una partita o in una gara la possibilità di essere promossi, no? Volendo fare anche questo tipo di considerazioni. Sì, c'è da dire che io non sono solito discutere le formule perché è una perdita di energia, cioè, non c'è qualcuno che ci mette mano, le formule vengono date e tu giochi dentro quel campionato che è uguale agli altri. La stagione, come ha detto lei, è lunghissima, per noi, se non sbaglio, a 100 sarà la 50ª partita dell'anno ufficiale. Bisogna semplicemente non fare drammi adesso sarebbe facilissimo lasciarsi andare a drammi, a negatività, invece bisogna assolutamente non pensare a questo, ma pensare a che cosa serve per vincere la prossima partita. Lavorare soprattutto dal punto di vista fisico, perché per vincere una partita il 22 giugno devi stare bene fisicamente e dopodiché unito a quello devi cercare di dare, credo il mio compito sia quello di dare il più sicurezze possibili alla squadra. Avrete un popolo mestrino, insomma, oggi si è fatto sentire durante la partita, ha capito anche il momento, no? E poi alla fine tutti quanti dicevano andiamo tutti a 100, e insomma sarà anche un appoggio importante, vuole fare un appello, insomma, che ci sia tanta gente che venga a vedervi. Sì, io credo che questa squadra si sia meritata lungo la stagione il calore del pubblico, e il pubblico sappia quanto conta per noi la sua presenza, per cui tra l'altro 100 fortunatamente non è neanche una trasferta proibitiva, parliamo di 150 km da Mestre, una domenica, per cui mi aspetto, ma so che non mi doloreranno, una calata importante del pubblico mestrino a 100, perché noi comunque abbiamo bisogno più del nostro pubblico. Sono il primo che stasera avrei voluto regalare loro qualcosa di più, un prolungamento della serie, una seconda partita, perché secondo me ce lo meritiamo noi per il campionato che abbiamo fatto, se lo meritava il pubblico di Mestre. Siamo tutti molto dispiaciuti, questo è probabilmente il più grande dispiacimento di questa sera, al di là della sconfitta, e perciò ripeto, spero che il pubblico abbia la tenacia e il desiderio come noi di andare in Serie A e ci segua, perché per noi la presenza di un folto pubblico in uno spareggio in campo neutro è sicuramente una cosa di stimolo, dà ancora di più una spinta e un senso di appartenenza a tutto quello che stiamo facendo. Ecco, lei ha detto insomma che è stata una sconfitta dolorosa, però da un certo punto, guardando un aspetto un po' così anche delle tempistiche di recupero, forse è stato meglio, si fa veramente delle ipotesi, no? Perdere 3-0 per avere qualche giorno in più di recupero piuttosto che andare alla quinta e dopo avevi veramente, anche su questa cosa qui di programmazione ci sarebbe molto da dire, no? Perché... Cioè, la verità è che se gara 5 il mercoledì non si capisce perché la finale non la puoi giocare il mercoledì dopo, voglio dire. Tanto hai giocato il 22, giochi il 25, non cambia niente. Però, ripeto, stiamo parlando delle formule che sfortunatamente non ci competono. Sì, magari poi domenica sera. Adesso diciamo che in questa cosa sia noi che Montecatini siamo alla pari, esatto, no? Sì. Questa è la cosa. Però è vero che c'è una parte agonistica che dice sì, ma tu non vai in campo pensando a quello, tu vai in campo pensando voglio vincere. Chiaro, non certo. Hai vinto la partita, ne sei molto dispiaciuto, fortunatamente hai
una possibilità di un secondo buco da riempire, adesso ti concentri sul secondo buco da riempire. Una cosa coach, sappiamo che adesso prevale il rammarico, è normale, è umano, anzi, per carità, però diceva prima che bisogna arrivare con la mente sgombra, libera alla gara secca. Al contempo però immaginiamo che si dovrà essere estremamente concentrati. Come contemperare queste due cose? Allora, secondo me una parte i giocatori la sanno già insita, non è che alleniamo dei bambini, alleniamo dei professionisti che sanno perfettamente che c'è un poi. Dopodiché semplicemente bisogna trattarli da uomini quali sono e parlare e dire ok, abbiamo sbagliato questo e questo e questo, queste sono le difficoltà che incontreremo, prepariamoci a fare questo, questo, questo. Io penso che sia molto semplice, bisogna essere molto lineari, molto pragmatici, già la situazione sarà densa di aspettative, di un peso emotivo molto importante, di tensione, noi dobbiamo semplicemente perlomeno in settimana togliere questa parte e dare loro le informazioni e cercare di mettere insieme la preparazione fisica, tecnica, tattica migliore possibile per arrivare alla partita di domenica prossima con le idee molto chiare e una carica agonistica con dietro dell'energia fisica che possa supportarla.